Oggi per noi è un giorno molto importante. Il settore automotive è rilevante in ENEIP, abbiamo 5 centri che si occupano di sviluppare le competenze per questo settore. Ma è rilevante in particolare anche l'ambito specifico dei truck, del trasporto pesante. Avere un accordo con un DAF ci permette di acquisire tecnologie che diversamente faremo molta fatica. Dare le competenze che richiede questo mercato non è facile se non si hanno i camion, ma è un mercato che sta chiedendo sempre di più lavoratori specializzati. Quello che dobbiamo fare poi è traguardare al futuro. Oggi noi sappiamo che nella nostra Europa è molto in discussione tutto l'aspetto della sostenibilità ambientale e quindi vuol dire avere mezzi di trasporto con combustibili alternativi. Sarà un'evoluzione verso i sistemi ibridi che oggi conosciamo anche sulle autovetture e questo vuol dire che necessiteremo di giovani lavoratori con grandissime competenze che ad oggi non ci sono. Naturalmente questo ci permetterà anche di immaginare un'Europa più sostenibile dal punto di vista ambientale.